Oggi vi presentiamo l'unità operativa semplice di riabilitazione da long Covid, diretta dal dottor Giuseppe Arcidiacono, che si trova all'interno dell'unità operativa complessa di cardiologia diretta dal dottor Felis. Siamo nell'ospedale Garibaldi Centro. Andiamo. Dottor Arcidiacono, ma è vero che questo è l'unico reparto long Covid, cioè specializzato nel trattamento dei disturbi che si possono presentare dopo la malattia in Italia? Come avete fatto? Assolutamente sì, questa è stata un'intuizione che insieme alla governance del Garibaldi, il dottore De Nicola, Gianmanco e il dottor Annino, abbiamo immaginato in un momento in cui vi erano i reparti pieni di pazienti con patologie acute, avevamo necessità di posti letto, nel senso di portarli via dalle rianimazioni, e non si poteva fare perché erano pazienti che manifestavano chiaramente delle complicanze importanti nel post-Covid, per cui immaginammo la creazione di un reparto con 6 posti letto e 4 posti di day hospital, e da allora è passato quasi 2 anni, siamo passati da quel momento, e questo reparto ha dato davvero importanti condizioni nel long Covid, che è una patologia estremamente complessa. Ecco, spieghiamo. Siete stati lungimiranti sicuramente, ma il long Covid quindi esiste. Che cos'è e che problemi presenta? Esiste come il long Covid. Il long Covid è una sindrome oggi ormai consolidata sul piano proprio internazionale, scientifico internazionale, ed è caratterizzata da tutta una serie di segni e sintomi che non sempre sono correlati ad alterazioni organiche, nel senso che gli organi magari sono a posto, noi facciamo risonanze, eco e quant'altro, non troviamo elementi di patologia evidenti, ma troviamo la sintomatologia che è correlata ad alterazioni probabilmente funzionali e metaboliche degli organi che vengono colpiti, visto che il Covid colpisce tutti gli organi ed apparati, cioè noi non abbiamo visto che tante patologie in un soggetto che avesse davvero una malattia di fondo, ne vediamo tantissime, alcune davvero invalidanti. Ad esempio, quali sono quelli più colpiti, gli organi più colpiti? Quelli invalidanti sono diversi, da un punto di vista cardiovascolare, per esempio le miocarditi che sono delle infiammazioni del cuore che colpiscono a qualunque età, non hanno regole in questo caso. Abbiamo visto pazienti di tutti i tipi, la cui evoluzione può essere verso la dilatazione del cuore, significa potenzialmente uno scompensato cardiaco in cui la prognosi purtroppo a distanza è una prognosi non buona. Questo per quanto riguarda il cuore. Per esempio il cervello, colpisce molto spesso il cervello dando problemi di tipo amnesico, sono pazienti che a volte non ricordano quello che hanno fatto un minuto prima, sono pazienti che vanno verso a volte la demenza, gente che è davvero anche giovane, devo dire, che non riesce più a tornare al lavoro perché non è più in grado di sostenere da un punto di vista proprio intellettuale l'attività che svolgeva prima. Per esempio dal punto di vista gastrointestinale, sono pazienti che sviluppano patologie gastrointestinali invalidanti, e io ho già in un tavolo che l'assessore Razza, che ringrazio sempre, ha istituito alla Regione Siciliana di cui faccio parte, abbiamo pensato di fare per esempio un registro, di fare delle linee guida, anche perché faccio degli esempi, stiamo verificando la presenza di un aumento della patologia neoplastica in organi endocrini, come per esempio il pancreas, come per esempio la tiroide. E anche questo può essere provocato quindi dal Covid? Ipotizziamo che ci possono essere delle connessioni sicuramente, perché non è nuova la possibilità che i virus siano citotrasformanti, cioè dire che trasformano le cellule normali. Per esempio, faccio alcuni esempi per saperlo tutto: il papilloma, per esempio, che colpisce le giovani donne, cioè anche gli uomini, devo dire, per esempio il virus dell'epatite C che dà il cancro. Certo. Ma i linfomi, che sono per esempio da Epstein-Barr virus oppure da herpes virus, quindi conosciamo già che alcuni virus possono essere citotrasformanti. Dottor Arcidiacono, ma il Covid ormai praticamente, soprattutto con questa pandemia e con la grande contagiosità delle ultime varianti, lo stiamo prendendo un po' tutti, ma sì, ci dobbiamo preoccupare. Che percentuale di popolazione poi sviluppa questi problemi da long Covid? La percentuale abbiamo calcolato intorno al 10-15%, significa alta. che 1 su 2 pazienti su 10 soffrono di questa sindrome che, ripeto, è invalidante. Spesso i pazienti non riescono più a fare quello che facevano prima da un punto di vista lavorativo, sociale, familiare, per cui c'è anche un fatto psicologico,
gente che per esempio, non in questa fase devo dire, ma nella fase pre-vaccino, che aveva la paura della morte, questa paura che ha slatentizzato a volte patologie anche psichiatriche, quindi devo dire che è veramente c'è un po' di tutto. Una brutta bestia. Voi come intervenite e che attrezzature avete? Noi ci siamo dotati, ripeto, grazie alla governance di tutta una serie di professionisti che sono medici, che sono fisioterapisti, che abbiamo psicologi, nutrizionisti e ovviamente infermieri, amministrativi, insomma gente che nel loro insieme, ognuno per la propria parte, cerchiamo di riportare i pazienti a quello che erano prima, e devo dire con risultati davvero brillanti. Se consideriamo per esempio che ho delle evidenze, abbiamo fatto filmati su pazienti che venivano qui con patologie neurologiche, per esempio la Guillain-Barré, cos'è? La paresi totale degli arti inferiori, non camminavano, poi hanno ripreso a camminare normalmente, normali funzioni. La stessa cosa per quanto riguarda il cervello, stiamo facendo degli studi scientifici grazie a un progetto regionale che ha diciamo, ricadute nazionali, nella quale stiamo facendo insieme alla neurologia, insieme all'endocrinologia, alla medicina interna, stiamo facendo degli approfondimenti per evidenziare esattamente quello che accade, affinché possiamo noi dare a chi ovviamente ne ha avuto un aumento tutto ciò che possiamo dargli per poter far sì che loro rientrino in una condizione di ottimismo, ma soprattutto di superare le patologie attraverso una ripresa dell'attività sia fisica, mentale e devo dire anche di tipo familiare. La diagnosi di long Covid è competenza quindi del medico di base, poi come avviene l'accesso al vostro reparto? Beh, guardi, la relazione col medico di base è fondamentale, perché i pazienti ci arrivano, devo dire, spesso perché vengono a conoscenza in maniera casuale che esiste un reparto, perché ovviamente non lo abbiamo pubblicizzato all'inizio, poi sono venuti, devo dire, tante testate a poter evidenziare cosa facevamo, e questo anche per attività, devo dire, con i mass media e devo dire anche con i social. Oggi la gente si rivolge a noi o direttamente attraverso il numero di telefono che è contenuto all'interno dell'azienda questa dell'ANAS Garibaldi, ma devo dire anche i medici di base e soprattutto medici che operano anche non solo in città ma anche in altre province, ci mandano i pazienti, noi li vediamo se effettivamente hanno questa sindrome. Perché va riconosciuta innanzitutto. La sindrome si riconosce facilmente e noi riusciamo anche a vedere i simulatori, perché non mancano, perché ovviamente ognuno viene qui magari per cercare cose che, voglio dire, noi abbiamo il dovere di poter evidenziare e porre nella giusta direzione, e quando noi vediamo che questo accade, noi allora in quel momento o li ricoveriamo in degenza ordinaria quando vi sono situazioni di acuzie importanti nella sindrome, perché io dico da questo emittente, a distanza a volte di qualche mese da un apparente benessere iniziano dei sintomi che davvero diventano invalidanti, e noi lo capiamo, e allora da quel momento in poi li ricoveriamo. Al ricovero ordinario poi passano al day hospital, che la continuità deve essere questa, perché il ricovero ordinario non è oltre i 30 giorni ed è gente che spesso ha bisogno di molto più tempo, così quello che noi facciamo regolarmente, poi li seguiamo in the hospital fino alla ripresa quasi completa della patologia. Come vede il futuro di questo reparto, dottor Arcidiacono? Ma il futuro non può che essere un futuro che continui questa attività, perché il long Covid purtroppo, non solo il long Covid, il Covid non è finito, anzi devo dire che oggi siamo di fronte a varianti che, vero è che col vaccino hanno determinato una significativa riduzione della sintomatologia acuta, soprattutto respiratoria. Ricordo le polmoniti interstiziali con le molte morti proprio per insufficienza respiratoria importante, e soprattutto alcune patologie vascolari che determinavano trombosi e che portavano a morte. Oggi questi problemi sono ovviamente ridotti. Ma dal punto di vista del long Covid il problema persiste? Ma nel long Covid persiste perché vi è da considerare
la situazione immunitaria del paziente pre-Covid, che è quella che poi sviluppa la sindrome. Per cui in questo caso ci serve anche poter far sì che il paziente, al di là del Covid, che comunque, ripeto, non è finito, ci sono varianti continue che hanno un'alta diffusibilità ma anche un'alta patogenicità, perché non è un virus che colpisce un organo come può essere per esempio l'epatite C, colpisce il fegato, colpisce tutti gli organi ed apparati, e anche se sono delle forme più lievi assicuro che le miocarditi colpiscono, ripeto, chiunque. Io ho ragazzi che ho dovuto addirittura mettere anche soggetti giovani. Quindi. Io ho un ragazzo di 20 anni che purtroppo sta evolvendo verso una forma di cardiopatia importante, invalidante, a 20 anni, e probabilmente la condizione genetica preesistente lo sta avviando verso questa purtroppo problematica. Ma magari senza il Covid questo non si sarebbe verificato. Sicuramente non si sarebbe verificato, anche perché i virus che hanno un particolare tropismo per il cuore sono pochissimi e sono virus che noi riusciamo davvero oggi a mettere in evidenza, ma il Covid garantisco che purtroppo è quello che ha un tropismo particolare per il cuore, per il cervello, per l'apparato respiratorio, il polmone e, lo dico, gli organi endocrini. E devo dire, mi scusi, prego, che a volte per esempio una patologia tiroidea non si evidenzia subito, dà danni di sé a distanza di qualche anno, e quando questo accade a volte sviluppa delle patologie gravi che quando li vediamo spesso c'è poco da fare, o comunque non hanno certamente la possibilità che potevano avere quando si scoprivano in tempi più precoci. Ecco perché c'è bisogno di questa struttura. Noi abbiamo contribuito a far sapere che al Garibaldi Centro, appunto all'ospedale Garibaldi Centro, esiste una struttura altamente specializzata proprio nel trattamento e nella riabilitazione da long Covid. Grazie al dottor Arcidiacono. Grazie a lei. Il reparto Long Covid Garibaldi Centro, diretto dal dottore Arcidiacono, che è sito proprio nella cardiologia del Garibaldi Centro, ha avuto una funzione determinante. Abbiamo compreso subito gli effetti devastanti dei soggetti che sono malati nel primo anno di Covid. Parlo di patologie cardiologiche, reumatologiche, neurologiche, psicologiche e respiratorie. Tutto questo ha immediatamente determinato in me la volontà di aprire dei posti letto, alcuni ordinari, alcuni tecnici, di long Covid, dove appunto viene fatta da una equipe multidisciplinare l'assistenza a tutti quei soggetti che risentono ancora degli effetti pesanti di chi ha avuto nei primi mesi la malattia del Covid.